dove è avvenuto questo incidente intorno alle 10 di questa mattina. Vedete che stanno già operando sul posto il soccorso insieme ai tecnici dell'autostrada Alto Adriatico. Il casello chiaramente si tratta dell'entrata che da Porpetto porta, anzi San Giorgio di Nogaro, scusate, a livello geografico autostradale, porta verso l'autostrada che attualmente è chiuso. Secondo una prima ricostruzione raccolta sul luogo del sinistro, il mezzo pesante in uscita dalla rotatoria che collega la variante di Villalta al casello, una volta sulla pista di destra ha perso il controllo, reso ingovernabile forse da qualche problema di natura meccanica, sarà comunque la perizia a stabilire le reali dinamiche, abbattendo lo spartitraffico che divide l'ingresso riservato ai clienti Telepass a quello manuale, la colonnina di rilevamento del Telepass e le barriere, fermandosi a pochi centimetri dal colonnato centrale della struttura autostradale. L'autista in evidente stato di shock è sceso autonomamente dal mezzo senza dover ricorrere alle cure mediche. Non ci sono state altre persone o mezzi coinvolti. La concessionaria Autostrade Alto Adriatico ha subito chiuso l'accesso in entrata, mentre quella in uscita aperta regolarmente. Una volta rimosso il trattore stradale sono iniziate le opere di pulizia del materiale distrutto rimasto sull'asfalto per riaprire al più presto l'arteria per contenere i disagi alla circolazione. Un nodo fondamentale di collegamento diretto su gomma tra la zona industriale a Ossacorno e il vicino Porto Nogaro con il porto di Monfalcone, in particolare per il trasporto delle brame, che evita il transito dei mezzi pesanti lungo la statale 14. La concessionaria spera di riaprire almeno la pista di destra, quella meno danneggiata, nel corso della notte.